Buongiorno a tutti da Fabrizio Graffione, una bellissima giornata oggi, c'è un pochino di sole velato ma siamo intorno a 21 gradi e mezzo, un tempo perfetto, io dico veramente questo fine maggio, inizio giugno per venire qua nella nostra meravigliosa regione Liguria. E passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo comunale uscente, Alessio Bevilacqua. Alessio, che è stato riconfermato consigliere comunale, ha preso un botto di voti veramente, soprattutto sul territorio, sulle vallate, eccetera. Lui è uno specialista, diciamo, di questi territori, perché si è dato molto da fare e i risultati si sono visti. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno, eccomi. Ciao Fabrizio. Ciao Ale, dove ti trovi in questo momento? Guarda, in questo momento siamo con tutte le persone delegate nei pressi del Tribunale che stanno finendo di fare gli ultimi riconteggi per poi fare le dichiarazioni per quanto riguarda gli eletti. Pertanto siamo qua come rappresentanti per quanto riguarda i 9 municipi e il Comune di Genova. Allora, tu hai preso quasi 900 voti, Lega sostanzialmente al 7%, e la Lega è aumentata, è cresciuta sia in termini percentuali sia in valori assoluti, sia fuori di poco, circa 0,4-0,5%, ma data la sconfitta del centrodestra, diciamo che è l'unico partito che è cresciuto nella città di Genova. Ricordo chiaramente su tutti i giornali, i nostri radioascoltatori lo sapevano già, lunedì scorso lo Spoglio ha decretato il nuovo sindaco di Genova, la candidata del centro-sinistra Silvia Salis, che ha ottenuto il 51,45% dei voti. Il candidato del centrodestra Pietro Picciocchi ne ha ottenuti soltanto il 44,2%, poi le altre percentuali sono state dati a liste minori, liste civiche genovesi del territorio. Ecco, allora Alessio, tu hai fatto il capogruppo, dicevo prima, sei sempre andato sui territori, hai ottenuto un sacco di preferenze, ancora complimenti, però volevo fare un po' una valutazione anche politica di questa sconfitta del centrodestra. Allora, si è chiuso un ciclo, c'era il candidato sbagliato, i partiti non hanno tirato, a parte la Lega che invece è andata bene, relativamente bene, siamo abbastanza soddisfatti del risultato. Guarda Fabrizio, l'hai detto tu, la Lega, intanto partiamo dal dato del nostro movimento, la Lega è cresciuta in termini di consenso sia in termini di percentuale, è un partito che sta crescendo sempre di più sul territorio e questo è frutto della politica che viene fatta dal movimento sul territorio, sia dai singoli partendo dai consiglieri municipali, ma anche tutta l'attività delle sezioni, perciò con i banchetti e i rapporti con il cittadino, andando dalle periferie, perché noi siamo un partito che non ha mai abbandonato le periferie, infatti le periferie a noi hanno premiato e quindi questo ha comportato anche un aumento di consensi, un risultato buono per la Lega. Ovviamente nel quadro generale purtroppo la sconfitta brucia. Su quello che è stato sbagliato, intanto noi avevamo contro un campo largo che ha messo insieme più anime che a livello nazionale non si guardano in faccia, si insultano e cercano di affossarsi l'un l'altro. Qua invece si sono messi insieme, hanno voluto creare questa grande coalizione solo e esclusivamente per arrivare a prendere quella poltrona. Ora dovranno però fare i conti con governare una città, non hanno mai presentato un programma e quindi hanno presentato delle linee programmatiche, però adesso li voglio vedere sul tavolo quando bisogna parlare in termini di grandi opere, in termini di sicurezza, in termini di infrastrutture, in termini di mobilità. Hanno tutte idee diverse e ora il banco di prova è questo. Pertanto non vado a vedere nell'analisi quello che non ha fatto il centrodestra, parto da una situazione che era come siamo arrivati al voto con un candidato dall'altra parte
molto di immagine ma di zero contenuti, e su questo noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo portato all'attenzione dei genovesi quello che abbiamo fatto. Il periodo non è dei migliori perché comunque tante opere sono in fase di realizzazione. Avessimo votato con le opere concluse e con i benefici che avrebbero portato sul territorio, probabilmente il risultato sarebbe completamente opposto, col centrodestra che avrebbe vinto al primo turno. Ecco, sì, tante opere che non si sono concluse, qualcuno insomma ha detto ma i genovesi sono rimasti delusi da Marco Bucci, che ricordo è il sindaco uscente che poi l'anno scorso è stato eletto presidente della regione Liguria. Proprio in quella votazione nelle regionali su Genova diciamo il centrodestra aveva perso, e sostanzialmente, andando un po' a vedere, ribadisco, a parte la Lega che ha guadagnato qualcosina in questa ultima tornata elettorale comunale, e i voti più o meno erano gli stessi, cioè voglio dire, l'immagine, la bella immagine di Silvia Salis, tutta la macchina dei social network, i droni, i video per fare campagna elettorale, eccetera, insomma sono serviti, però alla fine poi hanno preso i voti dell'anno scorso, più o meno, anzi qualcosina meno. Qualcosina di meno, sì. Questo quindi comunque è stato poi proprio il discorso sui numeri di Campolardo, dovremo poi fare un'analisi anche di coalizione sicuramente. Sì, e quindi diciamo, ma io volevo chiederti un po' sul candidato sulla neo sindaca di Genova Silvia Salis, un po' questa tanta immagine, però poi alla fine mi sembra che sia stato più un discorso politico, un po' forse è finito un ciclo. Alessio, cosa ne dici tu? Ma io dico che i cittadini, tanto la scelta che hanno fatto i cittadini è questa, quindi noi che andremo all'opposizione faremo un'opposizione vera, di controllo, perché noi non permetteremo, perché il dato è noi non permetteremo che Genova possa tornare a essere quella Genova che abbiamo ereditato 8 anni fa, in una situazione penosa, sull'orlo del fallimento, con situazioni che abbiamo dovuto prendere in mano e con difficoltà mettere a posto, con un'immagine che era data dal mercatino di Corso Quadrio, che appena siamo arrivati lo abbiamo tolto. Noi non permetteremo questo, quindi pertanto la situazione generale su come la città sta vivendo tutta questa grande rivoluzione in termini anche di riqualificazioni dovute alle opere, il periodo non era dei migliori, però su questo non è una chiusura di un ciclo del centrodestra, ma soltanto una piccola parentesi, perché i genovesi capiranno già dai prossimi mesi cosa significa ritornare a quel passato che aveva messo in rovina la nostra città. Ecco, Alessio, ricordo ai nostri radioascoltatori che non sono il mercatino di Corso Quadrio, era un mercatino tra virgolette legalizzato proprio in centro storico a Genova, dove sostanzialmente poi alla fine diciamo c'era anche della roba un po' diciamo così di dubbia provenienza, mettiamola così, esatto. Era uno scandalo che poi noi eravamo riusciti a risolvere. Ecco, allora mi dicevi opposizione dura, costruttiva ovviamente, ma senza fare sconti e soprattutto vigilando sulle cose che fanno, perché il primo partito col 29 rotti per cento, quasi 30%, è il PD, e il vice sindaco, i rumor che ci sono in queste ore, in questi giorni, è che sarà l'Alessandro Terrile, che è stato il capogruppo del PD in comune a Genova, insomma una figura nota del partito della politica genovese. Ecco, si rischia veramente di tornare un po' al passato, figura anche un po' discussa anche all'interno del Partito Democratico. Ma quello che riguarda adesso la composizione della giunta staremo a vedere. Si litigano già alla fine per avere
ogni movimento politico che compone, ricordiamo a tutti una larghissima maggioranza che vede dentro i 5 Stelle, Calenda, Renzi, gli stessi 5 Stelle che non hanno voluto Renzi alle regionali, perché poi noi facciamo anche il conto di questo, no? Che poi abbiamo parlato delle regionali, i 5 Stelle non hanno voluto Renzi quando hanno visto che non era andata bene, allora l'hanno ripreso tutto esclusivamente per arrivare ad avere quella poltrona. Quindi la giunta che ci sarà, aspettiamo tutti di vedere questa giunta, no? Si diceva addirittura in campagna elettorale che il vice sindaco potesse essere nominato dai 5 Stelle, ora dai giornali appare che può essere una persona del PD, pertanto anche lì iniziano già a rigirare tutte le carte che in passato abbiamo letto sui giornali dovevano essere quelle della composizione di questa giunta che dovrebbe poi amministrare la città. Dico dovrebbe, uso il condizionale perché hanno dimostrato in passato di non essere in grado di farlo. Tra l'altro anche AWS da una notizia ha già chiesto 1 o 2 assessori e quindi saremo un po' a vedere forti, tra l'altro hanno preso anche loro intorno al 7 all'8%. Va bene, adesso sei in tribunale insieme agli altri candidati, la proclamazione ufficiale della nuova sindaca di Genova Silvia Salis ci dovrebbe essere credo venerdì, quindi credo domani o al massimo lunedì, Esatto. E quindi poi entro 15 giorni dovrà essere convocato il primo consiglio comunale che si dovrà svolgere poi entro i successivi 15 giorni. Quindi tra circa un mese più o meno, Alessio, torniamo in Sala Rossa a Palazzo Tursi, in comune. Assolutamente sì, torniamo in Sala Rossa, a Palazzo Tursi, e ci sarà una Lega presente e non permetteremo, come dicevo prima, a tutti che Genova possa tornare nel baratro così come l'abbiamo ereditato 8 anni fa. Questo non lo permetteremo. Benissimo, allora ti ringraziamo, salutaci tutti lì in tribunale a Genova e ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e ancora tanti complimenti per il tuo record di preferenze, sei stato veramente bravo. Bravo Alessio Bevilacqua. Ciao Ale. Grazie mille, ciao Fabrizio, buona giornata a tutti. Grazie ancora al nostro capogruppo comunale uscente e riconfermato consigliere comunale di Genova Alessio Bevilacqua e adesso passiamo subito al nostro secondo consigliere comunale che è stato eletto, lei addirittura ha battuto Alessio perché ha ottenuto quasi 1400 voti e lei è una record woman di preferenze. È il nostro assessore al commercio comunale uscente Paola Bordilli. Sentiamo se abbiamo la Paola già in linea. Al telefono Ciao, Paola, staccato Fabrizio. Ciao Paola, ancora un minutino, sentiamo se riusciamo a contattare la nostra Paola Bordilli che anche lei ha fatto veramente una campagna sul territorio, come ricordava Alessio Bevilacqua, lui era più sulle vallate, sulle periferie, mentre ovviamente essendo assessore la Paola ha fatto un po' un lavoro, una campagna elettorale a 360 gradi, come sapete Genova è lunga e stretta tra le vallate e il mare, e, insomma da Voltri a Nervi lei si è data molto da fare. Sentiamo se siamo riusciti a contattare Paola Bordilli. Ciao Paola. Ancora niente? Chiedo alla regia se riusciamo a... C'è ora. Ok, siamo riusciti. Ciao Paola, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci. Ciao Paola, dove ti trovi in questo momento? Guarda, sono sul Ponte San Giorgio in questo momento. In coda, sul Ponte San Giorgio. Ecco. In coda sul Ponte San Giorgio, perfetto, rifatto dal nostro attuale governatore Marco Bucci, grazie chiaramente alla Lega, al nostro vice ministro del MIT Edoardo Rixi e tra l'altro anche gli aveva dato una mano anche il nostro attuale sindaco di Ventimiglia
Flavio Di Muro quando era in Parlamento. Allora, dunque, abbiamo già sentito il nostro capogruppo comunale uscente Alessio Bevilacqua. Con te volevo fare un'analisi un po' più completa, cioè stavo spiegando che tu hai fatto una campagna elettorale a 360 gradi su tutto il territorio, essendo ovviamente assessore, record woman di preferenze, da Voltri a Nervi. Ecco, tu ne hai raccolte moltissime, veramente. Hai fatto ovviamente la prima la Lega, ma tra le prime del centrodestra. Un'analisi veloce, così, a caldo. Ma un'analisi veloce a caldo, diciamo che a livello personale, a livello di persone, di candidati, sicuramente quello che ha pagato è stata la presenza sul territorio su questi anni. Chi è stato sul territorio, sui territori, ha portato sicuramente a casa comunque dei risultati personali che non sono risultati cattivi, anzi sono risultati buoni. È ovvio che, come dire, è un'analisi anche, diciamo, a livello personale amara comunque, ecco, perché la nostra città, io me la ricordo, faccio l'assessore dal 2017, quindi faccio parte di quelli che si sono candidati proprio quando siamo riusciti come centrodestra ad espugnare la città, il centro-sinistra, a un'amministrazione con l'allora sindaco Doria che era un'amministrazione ferma, una città ferma, e sicuramente bisogna fare un'analisi invece profonda su questo, perché l'amministrazione ha fatto tanto in questi 8 anni. Sicuramente ha fatto tanto, questo lo dicono già in molti, ma lo ribadisco anch'io, sulle grandi opere. Abbiamo fatto davvero tanto. Sicuramente sul vivere quotidiano c'è chi ha dato di più e c'è chi ha dato di meno. Questo anche, voglio dire, comunque come amministratori, ecco, io ripeto, rivendico il fatto che io e la Lega in generale siamo sempre stati molto sul territorio, molto presenti sul territorio, dando risposte, sia risposte positive che risposte negative quando bisognava dire di no, però c'eravamo sempre, abbiamo sempre messo la faccia, la passione. Questo non è stato probabilmente fatto da tutti. Io sono soddisfattissima del risultato che il partito ha ottenuto anche proprio alle urne, anzi se noi siamo aumentati e siamo sul trend nazionale. Questa è l'altra cosa importante in una città che sicuramente è una città, diciamo così, che non ha un'anima sicuramente fortemente legata con il centrodestra, ma che è una città, se guardiamo gli ultimi 50 anni, che è sempre connotata per essere più di centrosinistra. Il nostro partito, avendo mantenuto un trend come quello nazionale, credo che sia davvero un buonissimo risultato. E io di questo dico grazie a tutte le donne e uomini della Lega che hanno lavorato sodo, hanno portato il nostro candidato sindaco nell'intera città in giro a farlo conoscere. Se mi guardo attorno, ecco, se mi guardo vicino, forse penso che qualcosa di più qualcun altro poteva fare. Ecco, quindi c'è stato secondo te, anche perché insomma sui giornali anche qua locali sono uscite fuori le polemiche, insomma se si riusciva, sì, alcuni partiti, tranne la Lega, riuscivano a prendere quel 2% in più, 1,5-2% in più, potevamo andare a ballottaggio sensato. Poi ripeto, al ballottaggio anche lì il popolo giustamente votando avrebbe dato, giustamente ribadisco, il suo parere, però avevamo sicuramente ancora due settimane anche per stare tra le persone a far comprendere ancora meglio il nostro progetto e sicuramente l'immensità, consentitemi questo termine, del nostro candidato, perché io credo davvero che la nostra città abbia perso un buonissimo sindaco e quindi ecco sicuramente col ballottaggio qualche cosa si poteva ancora rivedere.
Invece così ovviamente sarà a noi ora fare una campagna, una opposizione costruttiva che sicuramente, consentitemi di dire questo, non parte nel migliore dei climi, perché io mi ricordo quando nel 2017 noi abbiamo vinto, abbiamo fatto questa corsa a Palazzo Tursi con la bandiera, cioè della nostra patria, con la bandiera che rappresenta tutti con il tricolore. Dall'altra parte invece l'arrivo a Tursi è stato sulle note di Che bella ciao. Questo, ecco, visto che l'amministrazione poi è il sindaco di tutti, di certo, come dire, non mi lascia pensare già troppo bene. Perché anche questi non sono dettagli, fanno sostanza e mi danno già una certa cifra, mettiamola così, di come si vorranno muovere. Noi siamo pronti, io ho già sentito tutti gli eletti nei nostri municipi, sia per complimentarmi, sia per dire che dobbiamo subito essere pronti a lavorare per i territori che ci hanno voluto comunque confermare il loro appoggio, il loro sostegno. E quindi ecco, credo che siamo sicuramente pronti e maturi anche per tornare a fare l'opposizione. Ecco, senti, un'opposizione che sarà costruttiva senza fare sconti, ovviamente vigilando sulle cose che faranno, anche perché io sono un po' preoccupato perché si parla di almeno 5-6 assessori del PD, il PD ha preso quasi il 30%, 29 rotti, e vabbè, staremo un attimino a vedere, però un'analisi che facevo prima con Alessio, un ragionamento, mi sembra che in termini di voti il centro-sinistra, questo campo larghissimo, incluso i 5 Stelle, che poi ovviamente bisticceranno, si litigheranno, stiamo già vedendo adesso per le poltrone degli assessori, AVS ne chiede 2, l'altro ne chiede 2, l'altro 1, l'altro 3, l'altro 5, eccetera. Mi sembra che però rispetto al voto delle elezioni regionali, quando poi aveva vinto il sindaco uscente Marco Bucci, che è diventato presidente della regione Liguria, grazie soprattutto ai voti del Ponente, anche un po' del Savonese, eccetera, c'era stata una debacle, lo ricordo, a livello genovese del centrodestra, insomma, si era perso, però quel numero di voti loro è diminuito, cioè sia pure leggermente, sia pure poco è diminuito, quindi voglio dire anche la nuova sindaca, la loro candidata sindaca che è stata così elogiata, una donna d'immagine, eccetera, a parte la sua spocchia, tutto così, questa macchina con i droni, i social network, ufficio stampa, tutto, eccetera. Mi sembra che non è che abbia portato in realtà poi in termini diciamo di preferenze e di voti un valore aggiunto, perché non è che hanno preso meno voti rispetto all'anno scorso. Assolutamente sì, ma insomma se partiamo, voglio dire, se analizziamo intanto un attimo tutto il tema, come dicevi, legato con gli assessori, io intanto mi ricordo benissimo come le parole della candidata erano che la giunta sarebbe stata metà politica, metà tecnica. Invece ieri ha già, confermato che sarà spiccatamente politica. Segno quindi già che le poltrone e la suddivisione fra, lo ricordiamo, un parterre estremamente variegato, una armata Brancaleone, no? Dai 5 Stelle a Calenda, ad AVS, a Renzi, al PD. Già questo secondo me sta iniziando a creare, dopo 2 giorni, difficoltà e di imbarazzo. L'altro sicuramente l'analisi. I numeri sono quelli che contano, inevitabilmente. I numeri ci dicono, come dici tu, anche in maniera estremamente chiara, che non c'è stato un plus in più che questa candidata ha portato.
questo, voglio dire, cioè, sono numeri, quindi sui numeri non possiamo andare, no, a, diciamo, dire, secondo me, i numeri cioè, questi sono, e vuole quindi dire che anche tutto questo campo largo non ha poi alla fine trascinato davvero chissà quante altre persone al suo voto. Ripeto che l'analisi io credo che vada fatta veramente anche all'interno dell'area centrodestra, per capire come fare in modo di essere pronti non appena ci saranno le prime crepe, che ci saranno, ripeto, ci sono già ora, quindi assessori, ecco, quindi con l'esperienza che si è maturata, penso anche a Pepe Vilacqua che ha parlato prima, che ha fatto il consigliere comunale sul capogruppo negli ultimi mesi. Ecco, insomma, credo che le cose, che le capacità, insomma, saranno la conoscenza del territorio che la Lega ha, credo che non sia seconda a nessuno, con la consapevolezza anche data dal fatto che c'è stata una vittoria al primo turno, ma comunque una vittoria che non è stata una vittoria con dei numeri che hanno fatto vedere un balzo in avanti clamoroso dell'area centro-sinistra. Ecco, mentre mi fa piacere ricordare come dal 2022, dalle votazioni comunali del 2022, il nostro partito nella nostra città ha fatto un trend positivo che ieri il nostro segretario regionale ha ricordato, e che è giusto anche, come dire, fare sempre più nostro. Ecco, è un miglioramento del nostro partito e su questo miglioramento si deve lavorare. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buona posizione a Paola Bordini, la nostra record woman di preferenze. Ciao Paola, buona giornata. Ciao, grazie, buona giornata a tutti. Grazie ancora al nostro assessore comunale uscente di Genova, Paola Bordini, riconfermata consigliere comunale qui nel nostro comune capoluogo ligure. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.